tocchi. Mi dai i suoi documenti. Filmate per piacere. Aiuto! Aiuto! È fuori dalla manifestazione, lasciatela in pace. No, non è fuori dalla... Sì, io sono per strada fuori dalla manifestazione, sto passando come una normale cittadina. Mi vuole obbligare a mettere la mascherina, sto passando per strada, vuole obbligarmi a mettere la mascherina. Momenti di tensione con gli agenti di polizia presenti a sit-in in Piazza del Santo a sostegno dei sanitari no Green Pass, sospesi perché senza vaccinazione. La maggior parte dei presenti è rispettosa dell'ordinanza del sindaco Giordani che obbliga all'uso della mascherina anche all'aperto in caso di corteo o manifestazione. Non tutti. Questo è un abuso e non mi tocchi! Bene, stia distante 1 metro! Stia 1 metro distante, ok? Mi dà il documento per... Bene! Mi dà il documento per... Chiariamo, stia 1 metro, filma, stia 1 metro anche di più distante! Alla fine prevale il dialogo e si torna alla pacifica protesta con una delegazione che poco dopo mezzogiorno sarà ricevuta negli uffici del Centro Igiene Pubblica dell'ULSS 6 dalla responsabile Lorena Gottardello. Ingresso con misurazione della temperatura per i rappresentanti degli operatori sanitari sospesi. Abbiamo fatto delle richieste chiare, chiediamo che venga rispettata la legge, che vengano rivalutate le sospensioni attualmente fatte ai sanitari, che non hanno alcuna logica, soprattutto di chi aveva il diritto all'esenzione perché aveva il certificato, come prevede la legge, di un medico vaccinatore d'esenzione. Un dramma per molte famiglie che non sanno di che vivere, ha spiegato Corò, un incontro all'insegna del dialogo e dell'ascolto tra manifestanti e vertici dell'ULSS. Tutte le osservazioni saranno presentate e discusse, hanno assicurato. Le sospensioni però sono frutto di un procedimento con l'esame di una commissione che ha valutato caso per caso la cartella clinica di ognuno dei sanitari.